Buonasera dal TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Da oggi a Palermo il 36esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, presente il Capo dello Stato e il Presidente del Senato. Casteldaccia, fra domani e lunedì, i funerali delle 5 vittime del terribile incidente sul lavoro. Indetto il lutto in tutta la provincia di Palermo. Continuano a migliorare le condizioni del sesto operaio, che però non è ancora fuori pericolo. Noto sconvolta per la morte di una bimba di 10 mesi. Ha ingerito candeggina mentre era in casa. Al TG Sicilia la testimonianza del medico che ha tentato di salvare la vita alla piccola. Taormina, corruzione e gestione clientelare al consorzio Rete Fognante. Nei guai ex dirigenti dell'ente e imprenditori. Il sindaco di Catania ufficializza a Sicilia 24 Focus il sito dove sorgerà il termovalorizzatore. Sarà realizzato alla zona industriale vicino al depuratore di Pantano d'Arci. In arrivo un fine settimana caratterizzato dal bel tempo dopo le piogge dei giorni scorsi. Tra le possibili mete del weekend, la Valle dei Templi di Agrigento. E poi il calcio, allenamento in sede domani mattina per il Catania, che subito dopo si trasferirà a Fiuggi, dove preparerà l'esordio nei play-off. Domenica mattina conoscerà l'avversario. Dunque a Palermo oggi al via il 36esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, presenti anche il Capo dello Stato e del Senato Mattarella e La Russa. Il presidente dell'ANM, Santa Lucia, attacca la politica e dice c'è una spinta a ridurre i confini dell'azione dei magistrati. Marco Gullà. La standing ovation al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto al Teatro Massimo di Palermo il 36esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati. In prima fila anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, un momento di confronto e riflessioni sulla giustizia. Il congresso durerà sino a domenica e ha portato nel capoluogo siciliano oltre 1000 magistrati. Una 3 giorni incentrata sui temi fondamentali per la giurisdizione, quali la soggezione alla legge, l'interpretazione della norma e l'imparzialità nel per il giudizio. La magistratura italiana sarà chiamata ad una rinnovata riflessione anche sui tratti costitutivi del rendere giustizia. Nell'intervento al Teatro Massimo, il Presidente dell'associazione Giuseppe Santalucia bacchetta la politica e dice che c'è una spinta a ridurre i confini dell'azione dei magistrati. I circuiti della politica, aggiunto, hanno perso gran parte della loro capacità inclusiva. Lo stesso progetto di separazione delle carriere, portato avanti con ostinazione pur dopo che la separazione delle funzioni è stata dilatata all'estremo con buona pace del favor per la pluralità delle esperienze professionali, reca con sé il germe dell'indebolimento della giurisdizione. Indebolimento che troverà compimento una volta che il pubblico ministero, separato e collocato in un ideale ma ad oggi sconosciuto spazio di autonomia e di contestuale estraneità all'area dei tradizionali poteri dello Stato, sarà in breve attratto nel raggio di influenza dell'esecutivo, che mal tollera di non poter includere l'azione penale nei programmi di governo. Questa non è una prospettiva di fantasia. L'imparzialità del magistrato, e quindi non solo quella del giudice, non è soltanto un principio che diviene dovere puntuale inerente alla singola posizione istituzionale, ma è soprattutto un imprescindibile valore etico, ha invece detto il presidente della regione siciliana Renato Schifani nel suo intervento. Domani confronto con il ministro della giustizia Carlo Nordio. Sono state completate le autopsie sulle 5 vittime della strage sul lavoro di Casteldaccia. Fra domani e lunedì si terranno i funerali. Proprio per lunedì è stato indetto il lutto in tutta la provincia di Palermo. Migliorano intanto le condizioni del sesto operaio, che però non è ancora fuori pericolo. Maglio Viola.
Sono state completate le autopsie su tutti i 5 operai morti nella strage sul lavoro di Casteldaccia di lunedì scorso. Ieri è toccato a Epifanio Alsazia, socio della Quadrifoglio Group, Ignazio Giordano e Giuseppe La Barbera. Questa mattina sono stati eseguiti gli esami autoptici su Roberto Raneri e Giuseppe Miraglia. Tutte le autopsie confermano la morte per asfissia dovuta al gas presente nell'impianto di sollevamento dei liquami, dove gli operai sono scesi per liberare una sonda incastrata. Dopo gli esami sui corpi, le salme sono state dissequestrate e restituite alle famiglie per celebrare i funerali. Domani si terranno i funerali dei primi 3, Ignazio Giordano a Partinico, Epifanio Alsazia ad Alcamo, nel pomeriggio quelli di Giuseppe Miraglia a San Cipirrello. Lunedì invece saranno celebrati quelli di Giuseppe La Barbera a Palermo e nel pomeriggio quelli di Roberto Ranieri ad Alcamo. Lunedì stesso il sindaco metropolitano Roberto Lagalla ha indetto una giornata di lutto dell'intera provincia di Palermo. Intanto migliorano le condizioni di Domenico Viola, il sesto operaio sceso in quell'impianto. Per i medici occorre aspettare almeno altre 96 ore prima di pensare di poter sciogliere la prognosi e permane un alto rischio di complicanze infettive. Sul fronte delle indagini arriveranno lunedì le relazioni dei periti sul tavolo dei magistrati che decideranno se iscrivere altri nel registro degli indagati. Attualmente l'inchiesta vede un solo raggiunto da avviso di garanzia. Si tratta del cotitolare della Quadrifoglio Group Nicolò Di Salvo, mentre nessun provvedimento è stato assunto per i funzionari dell'AMAP, stazione appaltante a direzione dei lavori, né per l'impresa appaltatrice TEC che ha poi subappaltato alla Quadrifoglio Group. Noto sconvolta per la morte improvvisa di Silvia Di Raimondo, una bimba di 10 mesi. Ha ingerito candeggina mentre giocava a casa. La procura di Siracusa apre un'inchiesta. Al nostro TG la testimonianza del medico che ha soccorso la piccola, Francesco Aloi. Questa bambina quando è arrivata era incosciente, era non in arresto cardiaco e quindi abbiamo iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare e nel frattempo è stata allertata anche la rianimazione. La corsa fino all'ospedale, il tentativo di evitare la tragedia, ma così non è stato. Si è spento qui, al Trigona di Noto, il cuoricino della piccola di 10 mesi che ha ingerito candeggina. Abbiamo fatto più del possibile, guardi, però purtroppo non è andata come è andata. Era a casa con la mamma di 24 anni e 2 fratellini. Ad un certo punto, mentre stava gattonando, avrebbe rovesciato su di sé un secchio pieno di candeggina. Almeno questa è la versione che la madre ha raccontato ai carabinieri. La procura ha aperto un fascicolo e i militari della compagnia stanno facendo tutti i rilievi per confermare o meno l'ipotesi più accreditata, quella dell'incidente. Per questo l'appartamento nella periferia di Noto è sotto sequestro. Nel vicinato, come in tutta la cittadina del Siracusano, la notizia della tragedia è rimbalzata subito anche nel resto d'Italia. Un brutto pomeriggio che qui difficilmente dimenticheranno. Accettato l'invito di un uomo conosciuto sui social per avere rapporti intimi, ma poi, fingendo un gioco erotico, lo ha imbavagliato e legato e quindi rapinato minacciandolo di morte con una pistola. È l'accusa contestata a un mauriziano di 28 anni arrestato da agenti del commissariato Borgo Onnina di Catania. La vittima, un italiano che lavora come badante nella casa di una coppia di anziani dove è avvenuta l'aggressione, è riuscita a liberarsi e chiamare il 112. La polizia è risalita all'autore, nella cui abitazione sono stati trovati diversi oggetti provento di furti. E cambiamo argomento a Taormina, corruzione e gestione clientelare al consorzio Rete Fognante. Nei guai ex dirigenti dell'ente e imprenditori. Francesco Triolo. Corruzione, turbata libertà nel processo di selezione degli appalti, falsificazione, truffe ed inquinamento ambientale sono queste le accuse che hanno portato i finanzieri di Messina e i poliziotti del commissariato di Taormina ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di vari soggetti legati al consorzio Rete Fognante di Taormina, responsabile dell'impianto fognario della zona ionica di Messina. Nei guai 2 ex dirigenti dell'ente che avevano il controllo sul lavoro di manutenzione dell'ente pubblico, assegnandoli in modo arbitrario per fini personali, e 2 imprenditori.
Disposta la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio nei confronti di un ex dirigente del consorzio e il divieto temporaneo per gli imprenditori della provincia di Messina ed un professionista già dirigente dell'ente di contrarre con la pubblica amministrazione. Le indagini condotte dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza hanno rivelato un sistema consolidato di cattiva gestione delle funzioni pubbliche. Il sistema illecito, secondo gli investigatori, ruotava attorno alle figure dei due dirigenti rispettivamente responsabili dell'area tecnica e dell'area finanziaria, che gestivano in maniera clientelare i lavori di manutenzione dell'ente pubblico inosservanti della vigente normativa sui contratti pubblici, affidandoli arbitrariamente a taluni imprenditori per la realizzazione di scopi personalistici, quali incarichi privati, retribuiti ed altre varie utilità economiche. Le indagini avrebbero dimostrato come il responsabile tecnico avrebbe consentito l'utilizzo dell'impianto di depurazione anche in assenza dell'autorizzazione allo scarico, risultato ormai scaduta, e della manutenzione della struttura obbligatoria per il trattamento a norma di legge delle acque reflue, arrivando persino ad autorizzare uno degli imprenditori colpiti dalla misura restrittiva allo scarico reiterato di reflui fognari non depurati nelle acque del fiume Alcantara, in totale inosservanza delle prescrizioni, cagionando un significativo danno all'ecosistema fluviale. Un operaio della RAP di Palermo, indagato per assenteismo e sospeso dal servizio, è minacciato di lanciarsi dal terzo piano degli uffici nella sede di Piazzetta Cairoli. Con lui si trovava il collega che, intuendo le intenzioni dell'uomo, lo ha bloccato. La posizione del dipendente è al vaglio degli uffici, spiega il presidente di RAP Giuseppe Todaro. L'uomo rischia il licenziamento in quanto fa parte dei 101 furbetti del cartellino. 2 colpi di fucile sparati contro l'auto del sindaco di Sommatino. Ecco i fori lasciati sulla carrozzeria. Il primo cittadino, Salvatore Letizia, ha denunciato il fatto ai carabinieri di Caltanissetta. Non è il primo caso di intimidazione nel paese. Nel 2017, davanti all'abitazione del sindaco precedente, era stata trovata una bottiglia di plastica con un liquido infiammabile e 3 cartucce di arma da fuoco. Pioggia di polemiche in regione dopo che il ministro Lollobrigida al Senato si è detto sollevato che la crisi idrica sia arrivata in Sicilia e non altrove. Intanto in Sicilia le elezioni segnano il ritorno in campagna elettorale di Gianfranco Miccichè. Vediamo. Una gaffe dal sapore offensivo, una mancanza di rispetto nei confronti di tutto il sud Italia, ma in particolare della Sicilia. Per di più uscite dalla bocca del ministro dell'Agricoltura. Arriva nell'isola la eco di un intervento infausto da parte del ministro Francesco Lollobrigida in Senato. Parole che lasciano l'amaro in bocca alle sue. Per fortuna quest'anno la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune regioni del sud, in particolare la Sicilia, e per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene. Ma oggi a Catania getta acqua sul fuoco delle polemiche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che derubrica l'incidente soltanto ad una espressione infelice, volendo dire tutt'altro. Non si può fare l'esegesi di ogni parola. Se io dico per fortuna ha colpito solo la Sicilia, non vuol dire che sono contento che ha colpito la Sicilia. Sono certo che lui volesse dire ci è andata male perché ha colpito la Sicilia. Pioggia di critiche targate 5 Stelle che parlano di parole vergognose. Sui social poi c'è anche una videoreplica degli indipendentisti del gruppo Trinacria. Intanto la politica in Sicilia regala sorprese come il ritorno in campo di Gianfranco Miccichè, l'ex presidente dell'Ars ed ex coordinatore di Forza Italia, isolato dal partito da circa un anno dopo polemiche e scontri. Sosterrà adesso alle europee l'assessore regionale Marco Falcone e l'eurodeputato uscente Caterina Chinnici. Una sorpresa, visto che proprio con Falcone fin dal 2021 c'era stato uno scambio di dure critiche, sia in eventi ufficiali che sui social. Pace fatta all'improvviso, sono questi i miracoli che fanno le elezioni. Nuovo corso per Confindustria a Catania. La presidente Busi punta su legalità e cura delle infrastrutture. Gli imprenditori, dice, devono denunciare il pizzo e fare più attenzione della politica sulla zona industriale nel degrado. Giusy Lazzara. Si riparte a Confindustria Catania con Cristina Busi, da 40 anni a capo di un'azienda. Chiaro deciso il suo programma per i prossimi 4 anni, presentato oggi nell'Assemblea Generale alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa e del Ministro degli Affari Europei e del PNRR Raffaele Fitto. Il nuovo corso per Confindustria, che rappresenta 700 imprese e dà lavoro a 26.000 persone, parte dalla legalità.
mettersi a posto. Molti imprenditori, il caso anche è stato quello di Catania, dicevano appunto questo, che c'è comunque una pressione sempre della criminalità sugli imprenditori. Credo che sia assolutamente inaccettabile per gli imprenditori della mia generazione e soprattutto della generazione dei giovani. Non deve esistere, si denuncia. L'etica è fondamentale, tutti noi abbiamo firmato un codice etico, bisogna crederci. Altra priorità, il degrado della zona industriale, un'area che vive l'abbandono di istituzioni e amministrazioni locali. Al di là del discorso finanziario, ma anche proprio una gestione rapida e tempestiva. Ad esempio, si avvicina l'agosto, c'è un piano antincendi che tutti gli anni rischia di distruggere le nostre aziende e di ferire i nostri dipendenti? Ecco, queste sono le cose immediate. Poi è chiaro, il fondo, la parte economica sarà da valutare. E poi la sicurezza sul lavoro, l'impiego femminile e giovanile con la fuga dei cervelli, chiarezza e coinvolgimento delle imprese in vista dell'arrivo dei fondi del PNRR e delle zone economiche speciali, le ZES. Catania è sicuramente uno dei poli più rilevanti e importanti del Mezzogiorno d'Italia. Noi abbiamo un divario tra il nord e il sud che è storico, che ereditiamo. Capisco che nella polemica politica spesso si attribuisce a provvedimenti che verranno i problemi che ci sono, e questo è abbastanza singolare. Un lavoro di pressione anche sul Parlamento europeo, quello annunciato dalla Busi, per superare lo svantaggio legato all'insularità. Il sindaco di Catania, ospite della nostra rubrica del venerdì, ufficializza il sito dove sorgerà il termovalorizzatore nella zona industriale. Sarà realizzato vicino al depuratore di Pantano d'Arci. Ascoltiamolo. Dopo un'iniziale ricognizione che avevano consentito l'individuazione in un sito che si è rivelato inadeguato per la forte presenza di rifiuti pericolosi e la cui caratterizzazione e bonifica avrebbe comportato troppo tempo, parecchi mesi, alla fine abbiamo individuato un'altra, sempre alla zona industriale, leggermente più a nord, che è anche più congeniale perché è vicina ai nostri depuratori, i depuratori della sidra, e quindi permetterebbero quell'incastro che diventerebbe ottimale fra i fanghi di depurazione, il termovalorizzatore e l'area di compostaggio aerobico, perché così si annullerebbero tutti gli odori e avremmo la possibilità finalmente, nell'arco di tempo che sarà necessario e che chiaramente non potrà essere inferiore a 3-4 anni per quel che penso io, di avere il nostro termovalorizzatore. Catania, un parco e 1000 pericoli. Vi mostriamo la desolazione del parco Gandhi, dove i rischi per la salute sono elevati. Off limits l'area giochi, dove tra le erbacce proliferano zecche e processionaria. Tonino De Mana. Riservava un giorno della settimana al silenzio, ma se Gandhi avesse saputo che un parco così abbandonato fosse intitolato alla sua memoria, chissà quanto avrebbe parlato e soprattutto chissà quanto si sarebbe lamentato. A Catania è in totale abbandono il parco Gandhi, per fortuna poco frequentato anche perché i rischi sono elevati. Tra la fitta ed incolta vegetazione proliferano zecche e processionaria che rappresentano un serio pericolo per la salute. Il parco giochi che vedete è sommerso dalle erbacce che magari potrebbero attutire il colpo se qualche bambino dovesse cadere, ma da queste parti nessuno cade, anche perché nessun bambino gioca e non potrebbe essere altrimenti. Sin dall'ingresso si percepisce il senso di abbandono, addirittura il cancello principale è tinteggiato a metà, mentre il passamano è pressoché invisibile e ricoperto dai rovi. L'ombra è garantita da questi alberi secolari, ma stazionare sotto non è consigliabile. Come ben vedete, al Parco Gandhi da oltre 3 mesi non vediamo la ordinaria manutenzione e i risultati sono di erba incolta, giochi completamente pieni di erba alta, alberi pericolanti e abbiamo anche un allarme di zecche e processionario. E i rami degli alberi arrivano fino ai palazzi circostanti. I rami che praticamente hanno invaso il condominio e stanno quasi arrivando a ridosso delle finestre, dei balconi e dei residenti stessi. Quindi quello che si chiede al Comune di Catania è una maggiore attenzione, una potatura degli alberi che non viene fatta ormai da anni. Ad Aragona, nell'Agrigentino, marcia di protesta dei cittadini contro le nuove installazioni di antenne di telefonia ritenute dannose per la salute pubblica piazzate nel centro abitato a ridosso delle abitazioni. Davide Sardo.
Insieme per dire no alle antenne. Ad Aragona, in provincia di Agrigento, la cittadinanza è stata in marcia dal municipio fino alla zona del cimitero comunale, capitanata dal sindaco Giuseppe Pendolino, dall'arciprete Don Angelo Chillura e dal comitato No Antenne. E la protesta è stata rivolta verso l'installazione di nuove antenne ritenute dannose per la salute pubblica nel centro abitato, a ridosso delle abitazioni, sopra i tetti dei palazzi, nei giardini e a pezzamenti di terreno di privati che per l'affitto ricevono somme di denaro cospicue da parte delle multinazionali del settore delle telecomunicazioni e della telefonia. Chi rimarrà qua ad Aragona almeno stia in ottima salute, goda in ottima salute. Ci battiamo proprio per questo motivo, noi genitori. Ma già prima, molti anni fa, c'era un'antenna qui in un palazzo e le hanno smesse perché c'erano delle malattie e l'hanno direttamente annullata l'antenna. Le amministrazioni locali nulla possono contro tali installazioni, i sindaci non hanno la possibilità di concedere o no le autorizzazioni. La competenza esclusiva è del governo nazionale, che ha già emanato un'apposita norma che permette ai gestori di telefonia mobile di procedere con le installazioni in autonomia, scegliendo luoghi e modalità senza interpellare gli enti pubblici quali comune, provincia e regione. In termini legali ci stiamo attivando per vedere se riusciamo a bloccare questo fenomeno così dilagante che riteniamo che sia pericoloso per la salute. La comunità d'Aragona ha voluto manifestare in maniera così ufficiale, pubblica, per dire le antenne vanno bene ma lontane dal centro abitato. Quindi non all'installazione di altre antenne ma anche lo spostamento di queste antenne che già esistono. In arrivo un fine settimana caratterizzato dal bel tempo, dopo le piogge e il calo delle temperature dei giorni scorsi. Tra le possibili mete del weekend la Valle dei Templi di Agrigento, compreso il Tempio di Ercole, ieri eccezionalmente illuminato di blu. Eva Spampinato. Uno spettacolo suggestivo che apre il weekend siciliano, con la maestosità del Tempio di Ercole nella Valle dei Templi di Agrigento che si accende di blu per celebrare la giornata dell'Europa. Un'illuminazione straordinaria che rende omaggio alla storia millenaria del continente e al suo futuro. Un evento che inaugura il fine settimana siciliano denso di appuntamenti e che si prevede con un netto miglioramento delle condizioni meteo. Se oggi il tempo sarà ancora instabile, con una alternanza di nubi e sole e le temperature ancora al di sotto delle medie stagionali, sabato e domenica la situazione sarà in netta ripresa. Gli appuntamenti domenicali siciliani, tra cultura, enogastronomia, musica e iniziative per la festa della mamma, saranno accompagnati dal sole e dalle temperature in aumento. Così il popolo della Corri Catania, la corsa camminata di solidarietà che porterà nelle vie del centro storico etneo migliaia di persone, potrà godere di una bella giornata di sole. La colonnina di mercurio infatti supererà i 20 gradi in tutta la Sicilia, soprattutto nella zona orientale dell'isola, che a partire dalla metà della prossima settimana sarà protagonista della prima ondata di calore della stagione. Previsti picchi che supereranno i 30 gradi nel siracusano e nel catanese, mentre le temperature rimarranno nelle medie del periodo nel versante occidentale. Dopo la parentesi autunnale si ritorna al mare. Una pausa brevissima, tra poco il Calcio Catania. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio. A 4 giorni dall'esordio nei play-off in casa Catania ha parlato Zeoli prima della partenza per Fiuggi. Ieri intanto iniezione di fiducia con 2000 tifosi al Massimino per l'allenamento. Marco Carli. L'obiettivo è chiaro e l'hanno ricordato i 2000 tifosi al Massimino nell'allenamento a porte aperte: dare un senso alla stagione che ha regalato la Coppa Italia, ma che in campionato per il Catania ha visto troppe cadute. E allora, in vista dei playoff, ecco l'entusiasmo trascinante del pubblico rossazzurro per dare la spinta. La squadra applaude e raccoglie incoraggiamenti e richieste, tutti uniti per questo atto conclusivo del torneo. Tante volte dicevo che questi ragazzi erano distanti. Li vedevo distanti, è un pensiero mio personale, dalla piazza, dalla città, da quello che proprio a livello viscerale il tifoso vuole, e ieri è stata una giornata che ogni allenatore vorrebbe avere.
Sul campo, l'abbiamo detto in questi giorni, il sistema sarà quello utilizzato negli ultimi match e alcune soluzioni tattiche usate nella partita col Benevento, su tutte Cicerelli come mezzala e Quain in difesa, potrebbero essere nuovamente riproposte. Sturaro, frenato da un altro problema fisico, un risentimento muscolare. Sturaro ha questo piccolo affaticamento, speriamo e pensiamo di recuperarlo per il ritorno. Beters, Silvestri aggregati al gruppo. Abbiamo pensato anche a Tommaso di metterlo nella lista, però ci sono delle valutazioni importanti che adesso non penso sia il momento di parlare, nonostante il ragazzo vorrebbe a tutti i costi far parte dei disponibili. La squadra è in partenza per Fiuggi in attesa di sapere l'avversario del primo turno della fase nazionale dei playoff. E per questa edizione del nostro TG è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.